Per 4 giorni Padova è stata la capitale mondiale della salute, grazie alla prima edizione del World Health Forum Veneto, un evento che ha registrato 3.000 partecipanti e oltre 100 relatori. Al successo di questa kermesse ha contribuito in maniera decisiva Agenda Digitale del Veneto, che nella giornata conclusiva ha proposto dei panel con illustri ospiti capaci di creare una proficua contaminazione tra i vari ambiti affrontati e riferiti al macro tema: i servizi digitali della sanità richiedono nuove infrastrutture, un approccio olistico e una visione spaziale. Si sono così alternati blocchi di approfondimento incentrati sulle nuove infrastrutture per la sanità digitale, sulla cybersicurezza, sull'esplorazione dello spazio per l'evoluzione dei servizi sanitari e sull'utilizzo dei big data e dell'intelligenza artificiale per l'integrazione dei dati in ottica One Health, temi al centro dell'azione programmatica di Agenda Digitale del Veneto. È importante aprire dei fori di discussione che vedono la partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione, del mondo accademico, del mondo delle imprese, e naturalmente si parla di temi delicatissimi, di temi che stanno a cuore di noi tutti. La salute è un bene primario e difendere la salute in tutte le sue varie forme, in tutte le sue varie declinazioni, riguardo all'avanzamento della ricerca, riguardo all'avanzamento della tecnologia digitale che ci potrà tanto servire, della stessa intelligenza artificiale che proprio nel mondo del digitale sanitario potrà fare delle straordinarie, ci potrà consentire degli straordinari passi in avanti. Passi in avanti che negli ultimi decenni sono stati compiuti anche grazie al prezioso supporto dei dati satellitari. Salute e spazio, binomio tra i più affascinanti che uno dei protagonisti italiani, l'ex astronauta ESA Paolo Nespoli, 3 missioni spaziali all'attivo in carriera, valuta come decisivo per acquisire nuova conoscenza. Sì, la salute è sicuramente uno degli argomenti che ci interessa, lo spazio è un altro argomento che ci interessa. Mettendo le due cose assieme sicuramente si va lontano, c'è molto interesse ed è chiaro che dobbiamo fare attenzione sia alla nostra salute sia nel cercare di capire quello che lo spazio ci può dare in termini di conoscenza, in termini di capacità di fare cose in un modo diverso di come vengono fatte sulla Terra, e facendo questo impariamo tanto. Il lavoro di squadra ha permesso di registrare questo grande successo e ha fornito un'ulteriore conferma. La Regione del Veneto ha creato un team di lavoro composto da professionisti in grado di donare un credibile respiro internazionale ai propri progetti. Per noi è importante come sistema Veneto che la dimensione internazionale, mondiale, World Forum, sia la nostra bussola. Lo stiamo dimostrando ormai con azioni che continuamente stiamo ponendo in campo. Siamo partiti con uno Space Meeting nel 2023 che recupereremo e ripeteremo nel 2024 anche con risultati ancora più ambiziosi. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto con il World Forum e il Forum di questi giorni, lo abbiamo fatto anche con gli Stati Generali della Fibra. Noi abbiamo l'ambizione per i nostri cittadini e le nostre imprese di traguardare queste sfide sempre più complesse, e la nostra ambizione è quella di fare in modo che anche Casa Veneto, cioè la nostra casa a Bruxelles, diventi un punto di riferimento per quel sano lavoro di lobby che serve ai nostri cittadini e imprese per avere una giusta collocazione che si meritano tutto a livello mondiale.